colpisce la costa veneziana. A Bibbione la mareggiata ha mangiato la spiaggia e vari chioschi sono finiti sott'acqua. Problemi anche a Jesolo e attenzione nel San Donatese. Grazie al Mose, Venezia è stata risparmiata da un'acqua alta eccezionale che stanotte ha toccato 1,54 m, stamane massima a 130. Effettuata l'autopsia sul corpo di Giovanna Toffolo, l'anziana trovata morta in casa al Lido. Il figlio Giorgio compare come persona offesa nel procedimento aperto dalla procura, al momento contro ignoti. Strage del cavalcavia, la verità va cercata nell'autobus, ne è convinto l'assessore alla mobilità Borauso, intervenuto ieri sera nella trasmissione di Ferdinando Avarino, Ring. Presentata in Regione una proposta di legge per le cure palliative contro l'eutanasia, il Consiglio dovrà presto esprimersi anche su una legge di iniziativa popolare per il suicidio assistito. Termina a Venezia l'edizione 2023 dell'Ottobre Rosa per la prevenzione del tumore al seno. Rosanna Rado, consigliera di municipalità a Favaro, ha raccontato la sua esperienza. E domani in diretta alle 13:30 dopo la prima edizione il nostro suggestivo viaggio della memoria tra le tombe illustri dei cimiteri di Venezia e Treviso. Alle 15 la messa di ogni santi celebrata dal patriarca Moraglia. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Come di consueto iniziamo subito col proporvi il nostro sondaggio, il cui esito verrà svelato nel corso della puntata di Ring a partire dalle 21:15. La domanda è: addio ai senatori a vita, è giusto? Per il sì 0422 16 26 69 91, per il no 0422 16 26 69 0. Noi iniziamo subito con le notizie. Il maltempo in primo piano che ha colpito il veneziano, in particolare la zona del Veneto orientale. A Bibbione la mareggiata ha mangiato la spiaggia e vari chioschi sono finiti sott'acqua. Problemi anche a Jesolo e attenzione alta nel San Donatese. Il vento qui a Bibbione è fortissimo, il cielo è grigio e la mareggiata si è mangiata gran parte della spiaggia, come vedete, arrivando fino a questo ed altri chioschi. Il maltempo si è abbattuto soprattutto lungo il litorale più a est. Almeno 4 i chioschi finiti sott'acqua, in particolare il Lilli in prossimità di Piazzale Zenit, ma anche il K Beach, il Luna e il Gabbiano. Uno scenario di devastazione, un vento fortissimo che smuove l'acqua e gli alberi circostanti con i rami caduti a terra. Questo a pochi giorni dal weekend in cui proprio lungo il litorale di Bibbione sono stati disputati eventi con decine di moto protagoniste. Ora il mare ha cancellato la spiaggia. Eppure chi conosce la zona non è troppo sorpreso, qualcuno lo trova anche folcloristico. Ieri sera noi abbiamo la casa qua vicino, via Stella Polare, si sentiva tantissimo il mare. Noi non siamo usciti, ma si sentiva il rumore del mare. E ogni tanto capita, purtroppo, però sappiamo che questo è un po' il fenomeno della natura, per cui purtroppo fa danni. Ci piace vedere, è bello da vedere. Anche a Jesolo la mareggiata ha sfondato le dune di sabbia e scoperchiato alcuni chioschi. Il sindaco ha effettuato un sopralluogo in mattinata, in particolare nella zona est. Nella zona est, nella zona della Pineta, pensiamo a Merville, Green Beach, Waikiki, Malibu, ma anche la Foce del Piave. Abbiamo registrato sostanzialmente l'arrivo dell'acqua in occasione di altissima marea alle 11:30 circa di ieri sera, con danni importanti sia per l'erosione di incendi quantitativi di sabbia, ma anche per danni ai camminamenti, ai servizi igienici, alle cabine e a quant'altro. Attendiamo qualche ora per la quantificazione dei danni, ma sicuramente ammonteranno a più di 1 milione di euro. Tuttavia possiamo dire che nonostante la grande paura i danni sono stati ingenti ma limitati. Massima attenzione per la zona del porto Gruarese, San Donatese e del fiume Piave. Nella notte sono stati chiusi al transito delle auto anche i 2 ponti di barche, quello tra Noventa e Fossalta di Piave e quello verso la foce tra Cortellazzo ed Eraclea. A Venezia ora, dove grazie al Mose è stata risparmiata da un'acqua alta eccezionale che alle 23:05 ha toccato una massima di 1,54 m misurati alla diga sud del Lido. Per la città sarebbe stato un colpo tremendo, ma l'alzata delle paratoie del sistema idraulico alle 3 bocche di porto ha tenuto fuori dalla laguna l'onda di marea, mantenendo nel bacino interno un livello di 75 cm. Il centro storico in sostanza è rimasto all'asciutto. Il fenomeno, a causa dell'aumento in serata del vento di scirocco, ha superato anche le previsioni del centro maree, che aveva stimato una massima di 135-140 cm. Stamane invece l'acqua alta è stata registrata intorno ai 130 cm.
Ed è stata effettuata l'autopsia sul corpo di Giovanna Toffolo, l'anziana trovata morta nel suo appartamento al Lido di Venezia. Il figlio Giorgio compare come persona offesa nel procedimento aperto dalla Procura, al momento contro ignoti. Nessuno risulta per il momento iscritto nel registro degli indagati nel procedimento, attualmente contro ignoti, aperto in procura per la morte di Giovanna Toffolo, l'anziana di 83 anni, trovata senza vita, morta da giorni sabato mattina nel suo appartamento al Lido di Venezia in lungomare Marconi. È stata effettuata l'autopsia sul corpo della povera donna e il figlio Giorgio Fornaro entra nella vicenda come parte offesa. Tra gli elementi che andranno chiariti però ce ne sono molti. Andrà verificato anzitutto come mai, nonostante l'amministratore condominiale lo avesse avvertito giovedì mattina, Fornaro, per verificare la situazione e lo stato della madre, si sia presentato solo sabato mattina nell'appartamento e dopo la segnalazione dei vicini alla polizia locale per il forte odore nauseabondo che proveniva dall'abitazione. Fornaro ha incaricato per assisterlo nella delicata vicenda l'avvocato penalista mestrino Giorgio Pietramara. Il signor Fornaro è venuto nel mio studio e mi ha consegnato un avviso della Procura della Repubblica di Venezia dove lo si avvisava in qualità di parte offesa dell'esistenza di un procedimento a carico di ignoti. Abbiamo depositato la nomina, in questo avviso gli veniva comunicato che la mattina era stata effettuata l'autopsia sul corpo della madre. Quindi la situazione del Fornaro è quella di parte offesa. Così il legale descrive lo stato d'animo del suo cliente. Lui è stressato, è molto provato dalla perdita della madre, si trova in una situazione di confusione per cui non rilascia nessuna dichiarazione. Io mi sono recato anche a parlare col pubblico ministero, ritornerò giovedì per avere un quadro parziale ovviamente della situazione. Si attende ora di conoscere i primi esiti dell'autopsia. Giovedì forse ci saranno novità. La verità va cercata nell'autobus, ne è convinto l'assessore alla mobilità Boraso, intervenuto ieri sera dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino a Ring. Una parte della verità, ed è questa una mia valutazione che lo dico sia dal primo giorno, sta nel mezzo che si è schiantato sotto il cavalcavia. A quasi un mese dalla strage del bus sul cavalcavia di Mestre, sentito anche in procura come persona informata sui fatti, l'assessore Boraso, intervenuto nella trasmissione Ring, dice la sua opinione, puntando il dito contro un possibile guasto nel mezzo che è precipitato, avvalorando così quanto raccontato nei giorni scorsi ai nostri microfoni da chi quei bus li ha guidati e alla luce di una fotografia recapitataci in cui si vede che nel mezzo mancherebbe una parte di sterzo. La foto che avete visto credo che sia eloquente. C'è un pezzo che manca completamente, una ruota che è sterzata di 90 gradi, minimamente scalfita. Aggiungo io a mia visuale dalla foto, minimamente scalfita da qualche oggetto, perché se fosse entrato in quel punto il guardrail avremmo trovato una ruota totalmente forata, tagliata o scalfita da un oggetto contundente. Cioè lei dice, quella foto è eloquente, dice questo lei, se ce la fai vedere Tony, ecco. Aspetti, se ci sovrapponiamo purtroppo il suo audio va via e la ruota non è, la dico male, bucata, no? No, non è minimamente scalfita dalla visuale che si vede nelle foto per carità, è evidente che lì manca un pezzo fondamentale di un sistema sterzante e aggiungo di più, come l'ho già detto, direttore, che si faccia la perizia anche sul secondo incidente. Secondo Boraso dunque la verità si trova proprio nell'autobus e sul cavalcavia evidenzia ancora una volta. Non lo ricordo, mi dispiace di sta cosa, non l'ha fatto il Comune di Venezia questo cavalcavia, come gli altri cavalcavia che abbiamo. Non è molto chiaro per tutti, non è molto chiaro per tutti. Non è molto chiaro, lo dico ancora, lo so che sono ripetitivo, ma è anche tempo e ora, siccome ci diciamo che questo cavalcavia non è di proprietà del Comune di Venezia. Chi sta facendo le indagini stanno capendo in maniera dettagliata di chi è la proprietà.
Ed è un 62enne pregiudicato residente a Fossalta di Piave, il responsabile della tentata rapina al titolare della pizzeria Pasqualino a Roncade. Erano le 21 di lunedì sera quando l'uomo, approfittando della distrazione del ristoratore Pasquale Mansi di 64 anni mentre stava scaricando della merce dalla sua auto, il bandito si è introdotto all'interno dell'abitacolo nel tentativo di rubarla. Subito il titolare ha cercato di attirare l'attenzione di vicini e clienti per tentare di smentare il furto, ma il malvivente ha scagliato prima un pugno e poi un calcio contro il proprietario della pizzeria, scappando poi verso la sua macchina parcheggiata poco distante. Fermato grazie ai presenti, l'uomo è stato arrestato. Nell'auto del rapinatore trovato anche un coltello a serramanico prontamente sequestrato dai carabinieri. Ed è stata presentata in Regione a Venezia una proposta di legge per le cure palliative e contro l'eutanasia. Il Consiglio regionale dovrà presto esprimersi anche su una legge di iniziativa popolare per il suicidio assistito. Si profila quindi uno scontro acceso tra due visioni completamente opposte. Promozione delle cure palliative e dell'assistenza sanitaria alle persone affette da malattia terminale o inguaribile, divieto di eutanasia omissiva e commissiva e istituzione di un albo per i cosiddetti caregivers, coloro che si prendono cura dei malati. Sono i punti cardine di un progetto di legge regionale presentata dai consiglieri Nicola Finco, Fabiano Barbisana e Stefano Valdegamberi, in risposta a quella pro-eutanasia d'iniziativa popolare, forte di 9.000 firme raccolte in Veneto e depositate in Regione il 30 giugno. Io ho visto persone che in momenti anche di difficoltà con la malattia, con l'affetto e la vicinanza ai propri cari, ovviamente con delle cure palliative antidolore adeguate, hanno avuto sempre la voglia di vivere fino all'ultimo respiro. E non vorrei che intraprendessimo una strada delle scorciatoie. Oggi diventa comodo anche forse un risparmio di costi cercare di eliminare gli scarti. Una società che guarda solo la vita quando si è efficiente, forte. Il Veneto è la prima regione d'Italia ad esaminare un progetto di legge sul suicidio assistito e si preannuncia un dibattito piuttosto duro a giudicare dagli slogan che accompagnano la presentazione della legge contro l'eutanasia presentata dai 3 consiglieri regionali di Area Lega, che sintetizzano il tema definendolo un confronto tra cultura della vita contro cultura della morte, un paio di mani che stringono quelle di un'anziana da una parte, il lettino in cui si praticano le iniezioni letali ai condannati a morte dall'altra. Io sono dell'idea che la vita è ancora un valore unico, va difesa fino alla fine e soprattutto oggi quello che c'è veramente bisogno è di aumentare, di sostenere quelle che sono le cure domiciliari. Non può essere la morte la soluzione del male. Anche quando non c'è più niente da fare. Ma, ovviamente bisogna sempre verificare situazione per situazione, però ricordiamoci che in alcuni paesi che 20 anni fa sono partiti con il suicidio medicalmente assistito, oggi viene praticata l'eutanasia anche ai bambini sotto i 12 anni e addirittura esiste in Olanda l'eutanasia di coppia, quindi 2 anziani quando vogliono, anche se non hanno determinate patologie, possono chiedere di morire. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci tornati in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Continuiamo con le notizie. È terminata a Venezia l'edizione 2023 dell'Ottobre Rosa. Rosanna Rado, consigliera di municipalità a Favaro, ha raccontato la sua esperienza di lotta al tumore. Proprio un anno fa, da sola, perché mi sono autovisitata, ho scoperto di avere un nodulo al seno. Rosanna Rado è stata tra le protagoniste dell'Ottobre Rosa 2023, il mese di iniziative per sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione nella lotta al tumore del seno, organizzato dal Comune di Venezia. Lo è stata perché lei, consigliere della municipalità di Favaro Veneto, con delega tra l'altro alla programmazione sociosanitaria, ha deciso di rendere pubblica la sua esperienza, partita da un sospetto terribile che gli esami hanno rivelato fondato. Purtroppo il risultato è stato un tumore al cancro alla mammella con terzo stadio e molto aggressivo, quindi ho iniziato le mie chemioterapie di 3 mesi, chemioterapia bianche ogni settimana, poi ho fatto 4 terapie rosse, quelle sono state dure da superare e poi ho subito l'intervento e un mese fa ho cominciato le radioterapie. Un anno dopo, Rosanna ha potuto assistere alla partenza del vaporetto rosa con più serenità. Il peggio è passato, ma la lotta contro il cancro continua, anche attraverso i convegni cui ha partecipato nell'ultimo mese per raccontare ad altre donne il suo travaglio, la forza di uscirne e l'importanza della prevenzione. Purtroppo
sono tante le donne che affronteranno questa cosa, quindi spero di essere di coraggio per, come ho avuto io tramite appunto Ottobre Rosa, che organizzo questi eventi per la municipalità di Favaro. Ho avuto l'occasione di essere supportata appunto dai medici e da persone che ho conosciuto durante queste occasioni. Nuova sede a Chioggia per il commissariato di polizia. Verrà spostato alla cittadella della giustizia come deciso all'unanimità dal Consiglio Comunale, una battaglia del sindaco Armelao. Avevo fatto la proposta nel 2012, ha detto, quando avevo saputo che il tribunale non sarebbe più tornato a funzionare a Chioggia. Finalmente il commento del segretario provinciale del sindacato di polizia. La tenacia ci ha premiato, ha detto. E domani alle 15 su Antena 3 andrà in onda la Santa Messa della Solennità di Ognissanti, celebrata dal Patriarca di Venezia Francesco Moraglia in diretta dall'oratorio di Santa Maria della Consolazione all'interno del cimitero di Mestre. A seguire la commemorazione dei defunti con la recita itinerante del Rosario nel Camposanto di Mestre e la benedizione finale impartita dal Patriarca. Celebrazione preceduta da un suggestivo viaggio del nostro Lucio Zanato tra le tombe illustri nei cimiteri di San Michele a Venezia e San Lazzaro a Treviso. Vi lascio al meteo, per questa edizione è tutto, una buona serata, arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Lo scenario meteorologico resta movimentato anche nel giorno di Ognissanti. Novembre al via con tempo instabile. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì. Sul Veneto avremo iniziali foschie e nebbie in pianura e in qualche fondovalle, ma in progressivo dissolvimento. Lasceranno spazio ad una mattinata in prevalenza soleggiata. Nel pomeriggio poi tendenza ad aumento della nuvolosità sulle zone montane e pedemontane in particolare. In serata qualche piovasco sparso. Temperature in lieve calo, minime sui 3-11 gradi, massime comprese tra 16 e 18 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo ampie schiarite inizialmente, anche in questo caso a seguire più nubi e dentro sera saranno possibili delle precipitazioni. Temperature minime tra 8 e 14 gradi, massime sui 17-20 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove in mattinata sarà più soleggiato, poi con il passare delle ore non è escluso qualche fenomeno. Temperature minime intorno ai 2-5 gradi, massime sui 17 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.